Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, in questo venerdì, ultimo di questo mese di settembre, pensate un po', ci facciamo guidare dalle stelle di Radio.0 nelle ultime novità del giorno. E allora partiamo subito con il nostro viaggio tra i 12 segni e iniziamo dall'Ariete. Lieve calo delle energie per via della luna che vi abbandona, amici dell'Ariete. D'altra parte però sarete meno impulsivi ed eviterete di cacciarvi nei guai. Prendetevi il tempo necessario se volete compiere un lavoro a regola d'arte. Senza fretta è meglio, decisamente. Toro, la luna corre a farvi visita, ma con la quadratura con Saturno e l'opposizione in più a Venere non sarà così gradita. Occhio quindi alla gelosia prorompente. La congiunzione lunare con Urano vi rende più liberi nelle vostre iniziative, se saprete però gestire le emozioni. Gemelli, ogni tanto potreste avere la necessità di qualche momento di solitudine per metabolizzare certe cose. Non esagerate però, mica siete degli eremiti. Dire ciò che pensate potrebbe essere complicato, per questo in più di un'occasione sceglierete il silenzio. Cancro, la luna nel fedele Toro vi riporta magicamente con i piedi per terra. Eccovi pronti a rimboccarvi le maniche per le cose in cui credete di più. Atmosfera serena da condividere il più possibile oggi. Piccole gioie quotidiane sono da riscoprire e poi da donare. Leone, la lentezza di alcune situazioni per voi diventa motivo di nervosismo e irrequietezza. Non potete però spostare una montagna da soli. Accontentatevi di riuscire a portare a termine anche soltanto una piccola cosa alla volta. Non è meglio? Vergine, la tranquillità fa proprio al caso vostro. In questo venerdì la luna con il suo trigono vi regala immaginazione da utilizzare per migliorare cose concrete. Non perdete troppo tempo dietro all'astrazione, alla fine dovrete optare per una robusta dose di concretezza. Bilancia, se in passato qualcuno vi ha offeso, potreste avere l'opportunità di fare pace e di arrivare a un vero chiarimento una volta per tutte. Un po' di pigrizia non vi permette di essere così scattanti come vorreste. Vi accontenterete del secondo posto per oggi. Scorpione, avete voglia di coccole e affetto, come suggerisce l'opposizione lunare con Venere, però non è semplice trovare qualcuno pronto a concedervelo. Fate fronte a varie insidie ma senza perdere la lucidità, non rischierete così di andare in confusione. Sagittario, non complicatevi troppo la vita, amici del Sagittario, seguendo il filo arzigogolato di un pensiero che vi fa dubitare di voi stessi. Eviterete così tortuosi giri di parole. Anche se dite di non aver bisogno di tenerezza, questa potrebbe non essere la verità, accettatelo. Capricorno, le possibilità di ottenere un ottimo risultato sono molte di più, grazie all'appoggio della Luna e anche al vostro desiderio di farvi notare. In questo momento potete tranquillamente assumervi qualche piccola responsabilità senza alcun timore. Acquario, una critica nei confronti del vostro operato potrebbe essere il fattore scatenante oggi. La quadratura lunare con Saturno certo non vi aiuta. Non prendete le cose troppo sul personale però, non è affatto facile, pensate, a volte mettersi al posto degli altri. E chiudiamo infine con i pesci. Con il vostro tocco personale e la pazienza concessavi dalla luna in Toro, tutto vi sembrerà più raggiungibile. Il rischio di annoiarvi è scongiurato per oggi. La lealtà con cui affrontate le questioni più delicate si rivela la strada giusta alla fine, pur se un po' in salita. Ed è tutto quindi anche per oggi, in fatto di novità dalle nostre stelle del giorno, le stelle di settembre. Noi auguriamo a tutti gli amici dell'oroscopo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0